Noi siamo preoccupati perché il governo aveva annunciato comunque la chiusura di questa partita per fine anno. Tutt'oggi non c'è alba, non ci sono risposte. Più che un appello è un monito, perché il tassello finale è proprio quello, la sospirata legge olimpica. Già scoglio nel governo giallo-verde. Si litigò a lungo anche in casa Lega per questo, quando Massimo Giorgetti era sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Ora si chiede di far presto all'esecutivo giallo-rosso, che ha promesso di chiudere tutto entro il 2019, ma a fine 2019 ci siamo quasi. Per noi la legge olimpica è il portolano, è la legge sulla quale si baseranno tutte le azioni da qui ai prossimi 6 anni. Le parole di Zaia a margine del seminario del CIO sui Giochi Invernali Cortina Milano 2026, il giorno dopo la nascita ufficiale della fondazione che gestirà la governance dell'evento. Il pressing di Zaia si fa sentire se poche ore dopo il ministro dello sport Vincenzo Spadafora fa diramare una nota. Vorrei rassicurare i rappresentanti delle istituzioni locali, il presidente Malagò e la sua fondazione per le Olimpiadi 2026 sul fatto che il governo sta lavorando alla legge olimpica, che sarà un esempio di trasparenza, divisione dei ruoli e rispetto delle competenze, e che presto sarà avviato l'iter di approvazione. Resta da capire esattamente quando, mentre la macchina in Veneto è in moto. L'ultima parola la mette il super manager olimpico Vincenzo Novari e la sua prima uscita pubblica. Mantenere unita la squadra degli stakeholder sarà la vera sfida delle Olimpiadi, dice. Tenere insieme la squadra sarà il punto più delicato, ci sono sensibilità diverse. Nei prossimi 6 anni il paese cambierà molto nei suoi aspetti.